La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. La sfida è qui, il cuore batte forte, un solo tiro cambia la sorte. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. La vittoria è energia. Sportivi siciliani di TVM Palermo, ben ritrovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Abbiamo messo già da parte abbondantemente, direi, la pausa legata alle festività di Natale e di Capodanno, anche se volendo Penalty è andato in onda lo stesso, dato che avete avuto modo di seguire i 3 grandi eventi del mese di dicembre, ovvero il premio giornalistico regionale Pietro Anastasi, il premio internazionale Donna Fugata, così come pure l'interessantissimo premio Castagna d'Argento. Oggi ritorniamo a parlare di calcio giocato, lo facciamo chiaramente con il campionato di promozione ma anche con il campionato di prima categoria. Partiamo con la promozione e partiamo con il girone A. Domenica si è disputata la prima giornata, eccola qua la schermata dei risultati. Casteltermini batte Camporeale Calcio 1-0, Alcamo 1928 batte Fulgatore 1-0, Aragona Calcio batte Valderice Calcio 1-0, vince il Città di Marineo Calcio 2-1 contro il Mazzara 46, Gemini Calcio batte Città di Casteldaccia 3-0, Margheritese 2018 batte Terasini Mundi 4-0, vince fuori casa l'Atletico Partinico 2-0 contro il Salemi. Sport Palermo batte Aspra 3-1. Ancora solitaria la vetta per l'Aragona Calcio. Eccola qua la classifica. Aragona Calcio con 39 punti, 36 per Gemini Calcio ed Alcamo 1928. Con 34 Città di Marineo Calcio, 31 punti Margheritese 2018. Con 26 Atletico Partinico, 24 per Salemi e Valderice Calcio. Con 20 punti il Mazzara 46 e Sport Palermo. 19 Fulgatore, 16 Casteltermini e Città di Casteldaccia, con 13 Camporeale Calcio, 7 punti per l'Aspra, ultimo in classifica il Terasini Mundi con 5 punti. Onestamente, sofferenza da parte mia, da parte della mia squadra, non ne ho vista parecchia, anzi siamo stati superficiali, sciuponi, abbiamo sbagliato parecchio. Però dal punto di vista dell'intensità, della voglia di vincere, quando io dico serve pancia vuota, fame, oggi ho ritrovato la mia Aragona, anche se io ero sereno, qualcuno già voleva segnare qualche piccolo campanellino d'allarme, io invece sono tranquillo, anzi devo fare complimenti a mister Curella, perché io sono stato a letto per il virus influenzale, mi ha sostituito egregiamente. La squadra oggi dal punto di vista fisico e anche tecnico ha fatto una grandissima partita. Auspicavamo tutti di iniziare questo 26 con una vittoria e vittoria è stata. Vittoria devo dire anche convincente perché specie nel primo tempo abbiamo messo tantissima intensità, abbiamo fatto delle buone giocate, siamo arrivati spesso sotto porta del Valderice, però lì, come diceva bene il mister, dobbiamo essere più precisi perché poi magari queste sono gare che si ingarbugliano. Devo segnalare anche che falliamo un calcio di rigore al 90esimo, però posso dire che la vittoria ci sta tutta. Noi dobbiamo giocare 14 finali, togliendo la partita di oggi. Dobbiamo cercare sempre di raccogliere il massimo. Già una buona notizia è che oggi partiamo il girone di ritorno con una vittoria, quindi 2 punti in più di quello che era il trend del girone di andata. Abbiamo fatto solo un pareggio a Valderice.
Quindi che cosa si può rimproverare a questi ragazzi, a questa società e a questo staff? Noi ci siamo prefissati un obiettivo, io la mattina mi sveglio per pensare come poter migliorare ogni calciatore in maniera individuale. Se il miglioramento avviene in maniera individuale e poi metti insieme il collettivo, l'Aragona sarà protagonista fino alla fine. Da parte nostra, dico, non c'è nessuna pressione alla squadra, allo staff tecnico, perché sappiamo che questi ragazzi stanno dando veramente tutto se stessi. Approfitto anche della circostanza per fare complimenti a un mio giocatore che si chiama Salvatore Treppiedi, che oggi, per chi non lo sapesse, ha giocato con 38,5 di febbre, e quindi questo ragazzo veramente ha fatto anche una buona partita, e questo la dice lunga su quella che è la voglia, la passione che questi ragazzi mettono per questi colori. Tranne qualche stupido che in tribuna commenta, però i tifosi pagano il biglietto ed è giusto che abbiano anche il diritto di criticare. L'importante è che poi non si esagera, perché se poi si esagera non va bene, perché i ragazzi stanno facendo un percorso incredibile, straordinario. Non mi sembra che l'anno scorso l'Aragona abbia fatto tutti questi punti in 16 partite, quindi se qualcuno non è contento può criticare, ma io sono sereno, sono tranquillo, perché ho i ragazzi, i tifosi, gli ultra e la società dalla mia parte. In questo momento per noi un po' di difficoltà dal punto di vista, diciamo, di uomini, e questa situazione di emergenza. Avevamo impostato la partita per fare un contenimento a tutto campo e, se possibile, riuscire a partire in contropiede, cosa che per la verità non ci è riuscito molto. Sapevamo che l'Alcamo è ben organizzata, è una bella squadra, ben messa in tutti i reparti, e quindi niente, cercavamo, però poi dopo il gol è venuto da un errore a centrocampo e siamo stati puniti. Sapevamo il Fulgatore che era sicuramente una squadra difficile, allenata benissimo da un grande allenatore che conosco bene, una società che fa giocare i giovani, e oggi ho visto dei giovani importanti. Ricordiamoci che 2 settimane fa sono andato a pareggiare nel campo della Capolista, quindi sapevamo che il Fulgatore era una gara dura, però i ragazzi sono stati bravi a interpretarla nel miglior modo possibile. Sappiamo anche che avevamo diverse assenze, però il gruppo è forte e quindi sono molto soddisfatto, perché sono 3 punti pesanti secondo me questi. Siamo venuti qua a giocare con coraggio, senza paura, siamo passati il vantaggio, abbiamo subito la rete del pareggio per qualche errore difensivo di esperienza di qualche giovane. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto le nostre belle palle occasioni per passare in vantaggio. A mio avviso 2 calci di rigore nettissimi non fischiati, che secondo me non è per essere di parte, ma è davanti agli occhi di tutti. Poi un po' di stanchezza, qualche sostituzione, un qualche defiance, quindi abbiamo regalato questa vittoria a questa squadra che è già forte di suo, però oggi noi, guarda, non meritavamo assolutamente di perdere, il pareggio, potevamo anche tentare qualcosa di più, però in questo momento ci gira male, anche qualche svista arbitrale clamorosa, ma proprio oggi clamorosissima, quindi non sono scuse, non è un mio costume farlo, però sono incazzato, sono arrabbiato e quindi mi va di dirlo, perché anch'io ho bisogno di sfogarmi al mio nervosismo. E parliamo adesso del girone B, dove continua il testa a testa tra Lascari Cefalù e Città di Villafranca.
Prima giornata di ritorno, subito la schermata dei risultati di domenica. Gangi batte Monforte San Giorgio 3-0, Nuova Rinascita batte Sant'Angiolese 1-0, Comprensorio del Tindari batte Futura 1-0, vince il Città di Villafranca 4-1 contro la Luntina. 5-1 del Nicosia contro l'Orlandina Calcio, vittoria esterna per il Lascari Cefalù 1-0 contro il Profalcone, così come vince fuori casa la Promende Calcio 5-2 contro il Torregrotta 1973. Infine Città di Galati batte Città di Mistretta 2-0. Solo un punto di differenza tra Lascari Cefalù e Città di Villafranca. Sarà certamente un girone di ritorno interessantissimo. Guardiamo la classifica. Lascari Cefalù 39 punti con 38, Città di Villafranca. 34 punti Nicosia con 32, Orlandina Calcio. 27 Futura con 23, Promende Calcio. 21 punti Profalcone ed Aluntina, 20 punti per Torregrotta 1973 e Nuova Rinascita, 19 punti per quanto riguarda il Gangi ed il Comprensorio del Tindari, 14 Città di Mistretta, 11 punti Monforte San Giorgio, 10 Città di Galati, ultima in classifica Sant'Angiolese con 9 punti. Oggi assisteremo a Città di Villafranca contro Aluntina, campionato promozione Girone B, prima giornata di ritorno. L'andata ce la ricordiamo tutti, Aluntina 1, Città di Villafranca 3. Tutto pronto, battono gli ospiti, si parte! Pecora, elegantissimo nel controllo, ancora per Ferraù, che si appoggia nuovamente a Pecora, si abbassa Marullo, che vede l'inserimento di Arrigò, premiato da questo scatto fantastico! E poi c'è calcio di punizione, no, incredibile! Il direttore di gara non fischia il calcio di punizione, il difensore è andato direttamente sull'uomo. Calcio d'angolo. Ferraù, spiovente, in mezzo! A centimetri dal vantaggio! La Guidara. Palla profonda. Giocata sulla sinistra, poi Salomone. Bellissimo questo pallone in profondità per Jacopo Errante! Vantaggio Città di Villafranca! Che gol! Bellissimo l'assist di Salomone per Jacopo Errante, che brucia tutti sul filo del fuorigioco e la mette alle spalle del portiere con un pallonetto delizioso. Ferraù elegantissimo, ancora Ferraù ad aprire tutto il gioco sul versante di destra. Marullo la mette giù bene, può puntare l'uomo, salta il primo, Marullo, una serie di finte, salta il secondo, Marullo col sinistro! Marullo! La palla si zacca, ha fatto tutto da solo, ha dribblato tutta la difesa della Luntina, sulla destra, si inserisce come solo un esterno, d'attacco sa fare, 2-0 Città di Villafranca, grande passaggio, grande sventagliata di Ferraù, ma è strepitoso Marullo nel saltare tutta la difesa. E con il sinistro non perdona, Città di Villafranca 2, Aluntina 0. Ferraù batte veloce, Arrigò la mette al centro, la aggancia benissimo Marullo, solida finta, incrocia col sinistro! Marullo, ancora Francesco Marullo per il 3-0 Città di Villafranca. Marullo sta annientando da solo la Luntina, strepitoso, un'altra finta di corpo. Manda al bar il difensore, incrocia col sinistro. Hanno provato a prenderla sulla linea, ma nulla si può fare contro un sinistro così chirurgico. 3-0, Francesco Marullo merita la doppietta e va ad abbracciare Stefano Lacqua. Bello questo scambio fra Salomone e Rivaneira. Rivaneira prova ad andare, Rivaneira velocissimo, Rivaneira brucia sullo scatto il difensore, poi salta il portiere, la può mettere dentro! Rivaneira! Che gol ha fatto! 4-0 Città di Villafranca! Che gol di Rivaneira, servito da Salomone, ma ha fatto tutto da solo! Salta il portiere, 4-0! Riceve palla Lunghitano, prova col sinistro! E qui c'è una defiance di Taranto, che ha fatto una buona partita, purtroppo qui ha commesso un errore. Riceve palla Taranto da rimessa laterale e finisce qui. Città di Villafranca batte Aluntina 4-1, prestazione incredibile. Si riprende benissimo dopo la sosta, 3 punti d'oro per tenere il passo dell'Ascari Cefalù e per provare a superarlo nelle prossime giornate.
Riparte dal Pietro Gangemi di Torregrotta il cammino nel girone di ritorno della formazione di Gianni Colagiunta, chiamata a dare continuità nella propria risalita in classifica nel campionato di promozione. I rossoblù hanno chiuso il girone d'andata in ottava posizione a quota 20 punti, con l'obiettivo, con la promessa di alzare ulteriormente l'asticella nella seconda parte di stagione. Il 2025 infatti si è concluso con la sconfitta esterna per 3-1 sul campo del comprensorio del Tindari, che comunque non può intaccare le ambizioni rossoblù. L'ospite di giornata è la Promende, appaiata a quota 20 punti, anch'essa reduce da una sconfitta, un KO per 3-1, maturato sul campo della nuova rinascita. Il Torregrotta si schiera con Raimondi Viscuso, Arigò, Leo Ferlazzo, Buonasera, Giordano Zirilli, Sciliberto, Isgro e Cannistrà. Risponde la Promende, Caruso Santoro, Dama, Lembo, D'Agostino, Spaticchia, Silvestri Calcagno, Soue, Cambria, Pantano. Inizia il film del primo tempo dopo 5 minuti di punizione dalla sinistra per Dama, respinge in qualche modo Raimondi, ma sulla ribattuta il destro di prima intenzione di Valentino Santoro è quello vincente per portare avanti la Promende, la firma dell'ex Messina, quando al settimo la risposta del Torregrotta è immediata. Isgro si invola verso l'area di rigore e decide allora di provare il dribbling, viene toccato così da Dama e per il direttore di gara questo intervento vale un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Giovanni Giordano, incrocia potente col destro, fa 1-1, botte e risposta in 3 minuti dal Torregrotta e Promende. 24esimo, Isgro da Buonasera, sterzata e cross per la testa di Zirilli, riesce a trovare l'impatto sul secondo palo ma spreca. Minuto 25 ancora Torregrotta, stavolta Zirilli mette all'indietro da Sciliberto, calcia da buona posizione, lo fa malamente sul fondo. Termina così la prima parte di gara al Pietro Gangemi. Al gol dopo 5 minuti di Valentino Santoro risponde Giovanni Giordano all'ottavo su calcio di rigore. 1-1 tra Torregrotta e Promende. Inizia la ripresa, rimessa laterale, la sponda di destra per inserimento di Silvestri che riporta in vantaggio gli ospiti. Tempi di inserimento perfetti per l'ex Città di Messina che fa 1-2. 55esimo, punizione sul secondo palo, sembra tutto fatto per il gol del pareggio. Cannistrà mastica la conclusione, Pantano salva sulla linea. Rivediamo le fasi salienti di un gol che sembrava già fatto per il Torregrotta, ma è super letteralmente Pantano a dire no. 60esimo, in proiezione offensiva Cambria che è bravo a vedere all'indietro lo scarico per Calcagno, destro di prima intenzione. Raimondi dice no alla difesa in calcio d'angolo, ma al 64esimo ancora la coppia Cambria-Pantano, illuminante l'assist del primo, il secondo davanti a Raimondi, sembra farsi ipnotizzare ma è il più lesto a rialzarsi e di testa fare 1-3 per certificare probabilmente una prestazione da migliore in campo. La firma di Pantano al 65esimo, entra De Marco al 67esimo, Gianni Colagiunta dice che è il momento di Morabito. 68esimo, Buonasera per il taglio al limite dell'area di Isgro, si defila in area di rigore, ce l'ha sul mancino, lo prova, Caruso blocca al 71esimo, la Promende, il pallone ancora in area di rigore, allontana il Torregrotta, lo fa però sui piedi di Cambria che se la porta sul destro, prende la mira, trova il palo interno e poi il bacio alla rete per l'1-4 per il poker giallorosso. 73esimo, cross per la testa di De Marco che serve Sciliberto, c'è la conclusione con il destro, finisce però alta. 78esimo, il Torregrotta prova a non darsi per vinto, sfera in area di rigore che dopo una carambola termina sui piedi di Cannistrà, bravo a saltare anche Caruso, poi è gigantesco ancora una volta D'Agostino che sulla linea evita il 2-4 così come aveva fatto qualche minuto prima Pantano. Minuto 87, calcio di punizione per la Promende, il punto esclamativo di Silvestri, la doppietta per lui, la firma del numero 4 che si abbraccia col compagno di sempre Ciccio Calcagno. 90esimo, pallone ancora per Cambria, sempre pericolosissimo quando riceve, arma il mancino stavolta, il legno gli dice no, proprio allo scadere siamo al 92esimo, il Torregrotta con il tentativo di accelerazione da parte di Isgro che prende le vie centrali, mette a disposizione di Morabito, destro sul palo più lontano. Bella la firma che però non può evitare la prima sconfitta nel 2026 per il Torregrotta di mister Gianni Colagiunta che cede in casa. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. E dopo il girone B, adesso parliamo del girone C, dove continua la marcia incredibile del calcio Santa Venerina. Ennesima vittoria per il calcio Santa Venerina, 14 partite, 14 vittorie. Subito la schermata dei risultati. Città di Aci Sant'Antonio batte Bronte Calcio 24 3-2. Aci Bonaccorsi Calcio 2024 batte Santa Domenica Vittoria 2-1.
Vince anche fuori casa il Città di Misterbianco 3-0 contro l'Atletico Catania. Belpasso 2014 batte Sant'Alessio 3-1, Città di Mascali batte Valdinisi Calcio 2-1, Calcio Santa Venerina batte Riviera Nord 3-1 ed infine Ionica FC batte Atletico Messina 8-0. In questo girone C si parla solo del miglior piazzamento possibile nella griglia playoff, in quanto, come tutti ben sanno, ormai il calcio Santa Venerina ha più di un piede in eccellenza. Guardiamo la classifica. Calcio Santa Venerina 42 punti con 29 Belpasso 2014, 28 punti Città di Aci Sant'Antonio, 24 Ionica FC, con 20 Valdinisi Calcio e Riviera Nord, 19 punti Sant'Alessio e Bronte Calcio 2024, con 18 Città di Mascali ed Aci Bonaccorsi Calcio, 17 punti Città di Misterbianco con 12 l'Atletico Catania, 11 Atletico Messina, ultima in classifica Santa Domenica Vittoria con 0 punti. Inizia con un pokerissimo di vittorie il 2026 del Belpasso, che ricomincia dalla serie positiva del vecchio anno. Il campionato riparte e a rimorchio riecco la Coppa. Fatiche infrasettimanali attendono i biancazzurri di scena a Santa Venerina mercoledì per l'andata degli ottavi del Memorial Orazio Siino. Ma intanto 3-1 alla Sant'Alessio per fare il cin-cin dell'anno che è appena iniziato. Manca si gioca la carta Tommaso Cucinotta a centrocampo, under di turno. Rosa finalmente al completo, Sant'Onofrio a sinistra è tra i primi a provare a mettere sotto gli ospiti che si presentano con una classifica tutto sommato tranquilla in casa della vice capolista. Qui servito da Tomarchio, il terzino va al tiro cross compiendo le prove generali di un gol che troverà al pronti via nella ripresa. Poi Mascali blinda la difesa, la meno battuta del girone C di promozione. Affinità perfetta, Cucinotta Tomarchio a centrocampo, quindi ecco gli attaccanti in zona gol Luca e Inserra. Cucinotta conclude alto in diagonale. Partita complicata da sbloccare, ci pensa Inserra che si procura un rigore. Atterrato al 36esimo da Moreno, sigla il prezioso vantaggio e il centro numero 9 in stagione, settimo in campionato. Non fallisce dagli 11 metri il centravanti, ancora una volta e fa 1-0 tornando al gol dopo aver visto esultare Marino e Mascali a Maletto nella settimana successiva al suo colpo di testa in zona Cesarini con la Ionica. Storie di dicembre. Sul lancio di Strano, il bomber biancazzurro appoggia al volo per Luca. Castelli lotta, entra in aria, duella con Moreno tra qualche protesta. Quindi Inserra sogna il bis, ma trova la Fauci pronto al blocco a terra. A ridosso dell'extra time, scintille tra Calì e Arias. In mezzo a un mezzo parapiglia che manda tutti negli spogliatoi vola un cartellino rosso, ma a farne le spese è l'arancione Olivera, apparentemente estraneo ai fatti. Giallo invece per Calì. All'intervallo nervi a posto e Belpasso in rampa di raddoppio dopo 90 secondi. Di perna con estrema personalità per Castelli che prende campo. Inserra appostato a destra trova lo spazio per farla passare. Raccoglie Calì poco dopo il limite. Simone Sant'Onofrio accorre dal retro e apre il piattone del 2-0. Dunque 47esimo Belpasso al raddoppio col primo gol dell'anno del suo terzino, sempre più riferimento dell'auto sinistro. La gara scorre via nel segno dell'ordinaria amministrazione. Sul lancio di Mascali e assist di Luca, Castelli ha la palla del 3-0 ma non marca, mentre una spettacolare esibizione acrobatica del capitano, ispirato da Di Perna, regala applausi dentro e fuori dal campo. Ed ecco Antonio Costantino per la restante mezz'ora. Uno degli ultimi arrivati in biancazzurro prende il posto di Castelli. Poi spazio in corso di ripresa, Gabriele Marino per Calì e Barberi per Luca. Alla mezz'ora Marcello Manca rimescola ancora l'attacco e non solo con Giuffrida e Giuseppe Marino per Inserra e Di Perna, preservando energie per mercoledì. Prima di lasciare ancora Luca e Inserra sul banco dei protagonisti. Prima l'1 in due tempi su partenza da corner, invita al tapin Strano che accarezza la gloria e siamo a metà tempo. Vicino a brindare al primo gol con la nuova maglia è Costantino, quasi a riflettori accesi. Mascali e Tomarchio apparecchiano per Marino. Inserra di testa certifica l'intesa col nuovo compagno di reparto che alla Fauci battuto non segna solo per colpa di un palo. Ne coglie un altro, Costantino, in dubbio, molto dubbio fuorigioco, attraverso una combinazione Tomarchio-Barberi. Niente 3-0 e scatta un piccolo finale thrilling. Al 34esimo Callico rimette in vita il Sant'Alessio su punizione. La rosa si tuffa ma non ci arriva ed è 2-1. Per la cronaca, dopo poco più di 350 minuti, il Belpasso perde l'imbattibilità in termini di gol subiti, ma con 9 centri al passivo rimane sempre prima nel girone C e terzo, con Villafranca e Acargas in tutta la Sicilia. La partita si riapre ma solo sul fronte del risultato, perché di fatto il Belpasso rimane in pieno controllo delle operazioni. Strano per Barberi che da lontano non castiga gli ospiti.
Lo fa invece Giuseppe Marino al 91esimo, l'azione di contropiede e il fiocco alla contesa. Costantino recupera una punizione avversaria e stende il tappeto rosso al doppiettista di Maletto. Lo scatto di 70 metri vale il definitivo 3-1, il quarto gol in campionato personale, il quinto complessivo compresa Coppa che, come detto, mercoledì riaprirà i battenti con un big match stagionale che al Nuccio Marino sarà replicato in gara 2 mercoledì 21 gennaio. È l'inizio di un tour de force, sabato a Messina con l'Atletico, travolto 8-0 dalla Ionica, via le altre tappe con 29 punti, il Belpasso intanto si conferma secondo in classifica.
Dopo la sosta natalizia, il Santa Venerina torna in campo per la prima giornata del girone di ritorno, con l'obiettivo di cominciare bene il 2026. Avversaria Riviera Nord, squadra che è al quinto posto in classifica e che sta attraversando un ottimo momento di forma, con 6 vittorie ad un pareggio nelle ultime 7 partite. Ottimo avvio di partita dei padroni di casa, Daniele Scapellato, per Basile. Di prima intenzione verso Sinatra. Sinatra per Fabrizio Scapellato che apre subito, di prima intenzione anche lui per Pisasale. Pisasale prova il destro sul primo palo, respinge Gualberti. Rimessa laterale in zona d'attacco, la batte Lopez, lunga all'interno dell'area. La palla passa, finisce a Fabrizio Scapellato che spara alto da buona posizione. Basile riceve da Zanella. Poi scambia ancora col numero 3 che verticalizza per Sinatra di petto. Si infila Pisasale, il controllo. Pisasale col mancino, esterno della rete. Continuano a spingere il rosso giallo-blu. Scapellato per Carbonaro. Ancora Fabrizio Scapellato. Sinatra riesce a girarsi. Grande imbucata per Fabrizio Scapellato, il controllo. Scapellato il tiro cross. Non ci arriva Pisasale sul secondo palo. Un'altra rimessa di Lopez, ancora lunga all'interno dell'area. Sponda di Carbonaro per l'acrobazia di Sinatra. Fuori di un soffio. Scadere del primo tempo, Gualberti sbaglia il rinvio, intercetta Pisasale che verticalizza subito per Sinatra. Grande stop di Sinatra. Sinatra la conclusione, respinge Gualberti. Poi Brancato riesce ad allontanare. Controlla a seguire di Fabrizio Scapellato. Scapellato dal limite. Ancora Fabrizio Scapellato. Aveva chiuso il 2025 con un gol dal limite. Apre il 2026 con la stessa moneta. Quinto gol stagionale per lui. Riviera che accusa il colpo e sbanda vistosamente. Qui Psaro pressato da Pisasale che gli porta via la sfera. La affida a Sinatra all'interno dell'area. Sinatra resiste a un contrasto. Sinatra la mette dentro per Carbonaro, anticipo fondamentale di Bertuccelli. Minuti di recupero del primo tempo, Daniele Scapellato batte rapidamente un piazzato per Pisasale. Prolunga a destra verso Carbonaro, 1 contro 1 contro Ipsaro. Carbonaro cerca il cross, il rimpallo lo favorisce. Carbonaro la mette al centro col mancino, la palla finisce a Sinatra. Sinatra col destro, salvo Sinatra, 12 in campionato per lui, 2-0 per il Santa Venerina. Non cambia il copione della partita nella ripresa, Sinatra spara alla porta, difende la sfera. Poi il tacco per l'inserimento di Lopez, contrasto con Ipsaro. Voleva il rigore Lopez. Si continua a giocare. Questo è il contatto tra Lopez e Ipsaro. L'arbitro ha lasciato proseguire. Prova a ripartire Riviera centralmente con Visconti. Capisce tutto Daniele Scapellato che intercetta il pallone e lo serve in profondità per Carbonaro. Posizione regolare. Carbonaro uno sguardo in mezzo. Basso per Sinatra che scheggia il legno alla sinistra di Gualberti. 57esimo, Spampinato nel cerchio di centrocampo per Sinatra che resiste al rientro di Visconti. Poi va in verticale per Carbonaro, posizione regolare. Carbonaro davanti a Gualberti, la finta, Carbonaro la piazza col destro. Nino Carbonaro, 12 in campionato. L'asse Sinatra Carbonaro al suo meglio. Assist del 10, gol del 7. Provano a scuotersi gli ospiti. Buda, una serie di finte all'interno dell'area. Buda fermato da Lopez. Poi ci prova roll dal limite, fuori di poco. Primo cambio per mister Calvaruso, fuori Basile. Dentro Mongelli. Mongelli tocca il primo pallone della sua partita verso Pisasale. Pisasale va da Fabrizio Scapellato di prima per Sinatra. Posizione regolare, Sinatra la mette bassa per Carbonaro. Eccesso di altruismo, capisce tutto Bertuccelli. Un altro cambio per mister Calvaruso. Finisce la partita di Fabrizio Scapellato. Spazio ad Angelo Trovato. Minuto 73, punizione interessante per il Riviera. La batte Portovenero. In mezzo tocca Mongelli che beffa Maniscalco e infila la sua porta. Accorciano le distanze così gli ospiti. Gulli mette in movimento Daniele Scapellato e guarda la profondità, serve bene con l'esterno Sinatra. Sinatra filtrante per Mongelli. Mongelli prova il pallonetto col mancino, alto di poco. Altre due sostituzioni nel finale per il Santa Venerina. Fuori Pisasale, dentro Magri. E fuori anche Zanella, dentro Simone Grasso. Sinatra avanza sulla tre quarti, poi la lascia a Magri che apre bene sulla sinistra per Grasso. Grasso, il traversone al centro per lo stacco di Mongelli che centra la traversa. Migliore inizio di 2026 non poteva esserci. Il Santa Venerina riprende la sua marcia e batte 3-1 il Riviera Nord che non perdeva in campionato da 1 novembre. Una buona prestazione per la squadra di Calvaruso con tutte le insidie del caso che in genere riservano le partite dopo una sosta. Trame di gioco piacevoli, sviluppo della manovra veloce col solo peccato di non aver capitalizzato al massimo le tante occasioni create. Non c'è tempo però per adagiarsi su questa vittoria perché il calendario è fitto e mercoledì si scende di nuovo in campo per l'andata degli ottavi di finale di Coppa Italia. A Vincenzo Grasso infatti arriverà un avversario davvero tosto, il Belpasso. Inizia con una sconfitta il 2026 del Bronte che riesce nell'impresa di rimontare un doppio shock nei primi 7 minuti, ma alla fine cede le armi alla C Sant'Antonio.
A Maletto i rossoneri, oggi in inedito rosa, perdono di misura non schiodandosi dai 20 punti di metà dicembre. Una sconfitta condita da alcune polemiche nei confronti del direttore di gara Romano Di Catania a causa di diverse pause ospiti nella parte finale, rallentate così le operazioni di gioco nella speranza di riprendere la partita da parte del Bronte. E capitolo a parte le assenze che di certo non stanno aiutando l'11 di Gianluca Catania a uscire dal momento difficile. L'Aci Sant'Antonio entra subito in partita, il Bronte no, tanto da finire sotto i colpi di Fichera e Puglia tra il quinto e il settimo. Un doppio KO parzialmente lenito al 22esimo. Scafiti per San Filippo che invita i suoi a giocarsi una palla interessante in area dalla destra. Reale si avventa con una decisione su una respinta avversaria e dalla distanza a raso accorcia le distanze. Per Reale è il secondo gol della stagione. 3 minuti dopo, avanti tutta per la rimonta, da Reale a Spitaleri, Ruffino sponda Saccullo, palla larga su Scafiti che converge e finisce per spezzare i sogni di due pari contro la traversa. Poi è la volta di Spartà a cercare soluzioni. Saccullo per Spitaleri, para a terra Biondi. Il numero 10 ci riprova a tutta velocità, lanciato da Reale e con la complicità di Ruffino. Sventolata di destro che fa gridare al gol, ne escono indenni gli acesi che conservano un prezioso +1 alla mezz'ora. Anche in virtù di un gol annullato per giusto fuorigioco, quando Reale intercetta al di là dell'ultima linea ospite, piazza. Niente da fare, il Bronte deve rimandare l'assalto alla ripresa. Nel finale di tempo San Filippo lancia Ruffino, ottima l'idea dal fondo per un passaggio di ritorno che non si completa. Quindi Saccullo ha le polveri bagnate su questo tentato colpo di testa in mischia. Dall'altro lato anche l'Aci Sant'Antonio crea qualche apprensione con Motta e Lopresti senza però infierire. Con queste istantanee finisce così il primo tempo sull'1-2. Ripresa, subito Saccullo al tiro, para Biondi. Al Bronte servirebbe di più e all'11esimo ecco la precisione sotto porta che è mancata per buona parte del primo tempo. Orefice per Saccullo che salta invitando allo scatto defilato Spitaleri. L'ottimo lavoro del 10 che si libera di un avversario produce un cross per la torsione di San Filippo. Con l'aiuto del palo interno può esultare il numero 8 del Bronte per il 2-2 che all'ora di gioco mette in condizioni di poter aspirare a ben più di un punto. Anche per San Filippo sono 2 i gol in stagione. L'Aci Sant'Antonio però non accusa il colpo, che ha da buona terza in classifica, anche se il divario ieri al Bologna di Maletto non si è visto granché, la capacità di rialzarsi nell'immediato. Gallo per Barbagallo, l'ex Citriglia vola tra gli applausi. Un cambio per mister Catania dentro D'Aquino per Spitaleri a metà tempo. Dai piedi di Gallo partono palloni pesanti, questo in particolare porta alla marcatura Fichera, il quale senza particolare opposizione di Caruso gela i brontesi al 34esimo e si porta a casa i 3 punti definitivi. 2-3, al Bronte rimane pochissimo per evitare la seconda sconfitta in casa di fila. Dopo l'ingresso di Montagno e di Federico Catania, il tecnico dei rossoneri si gioca la carta del 2008 Saitta. Sbilanciato, il Bronte rischia di incassare il quarto, Lopresti grazie ai padroni di casa. Nel finale, all'ultimo assalto, su angolo ci provano Catania, Saccullo e Montagno nella mischia furibonda. L'Aci Sant'Antonio regge e vince la sfida. Domenica prossima, occhio all'insidiosissima trasferta in casa del Sant'Alessio, mina vagante del girone C di promozione. Trasferta insidiosa, ma 3 punti importantissimi a questo punto per questa classifica che si presenta in maniera molto strana, a 2 punti dai playoff, ma sicuramente un po' più lontani dalla zona retrocessione. Mister D'Antone, a questo punto come bisogna leggere questa classifica? Bisogna leggere intanto che ogni partita è difficile, Santa Domenica di Vittoria si è leggermente rinforzato a differenza dell'andata, perciò ci ha messo in difficoltà e comunque siamo riusciti a portare a casa 3 punti per noi fondamentali, sia per il morale sia per soprattutto la classifica. Per quanto riguarda quello che hai detto, io direi, non guarderei che siamo a 2 punti dai playoff, guarderei che siamo con 6 punti di vantaggio sulla terzultima che è l'Atletico Catania. Perciò questa settimana per noi è stata una settimana importante, abbiamo allungato, per ora pensiamo solamente a toglierci dalle situazioni che il primo nostro obiettivo è la salvezza, di eventualmente disputare i playout. Domenica tra l'altro a Santa Domenica di Vittoria, con infortuni importanti, hai ritrovato al centro della difesa un Isaia incredibile, ma soprattutto si spera anche nel ritorno in campo da titolare di Racca. Sì, nelle altre occasioni neanche ho parlato delle defezioni che abbiamo già da qualche settimana, perché
abbiamo diversi giocatori fuori, abbiamo avuto Di Paola e Abbascià squalificati dal direttore di gara per 2 giornate, poi abbiamo avuto Sferrazzo, Scorciapino infortunati, perciò abbiamo avuto delle difficoltà da questo punto di vista dell'organico. Sicuramente me ne sto dimenticando qualcun altro, però sì, ho tentato la carta di mettere Andrea dietro e diciamo che con molto è stata la carta giusta, nel senso Andrea ha fatto una grande partita e questo è importante, avere comunque ragazzi che si mettono sicuramente a disposizione dell'allenatore, ma versatili, e ne ho diversi, non solo Andrea, altri ragazzi, altri compagni che possono interpretare più ruoli. Dal punto di vista tattico, la partita contro il Città di Mascali come la preparerai? La preparerò al massimo dell'attenzione, dobbiamo essere scrupolosi, sappiamo che è un avversario ostico, perciò abbiamo molto rispetto del Città di Mascali, ma dobbiamo, ho detto, il primo pericolo siamo noi, se noi abbassiamo la guardia con chiunque andiamo in difficoltà, però se riusciamo a essere concentrati, cattivi agonisticamente, possiamo mettere in difficoltà anche squadre grandi che abbiamo battuto pure qua in casa, perciò è una partita, sicuramente se la dovessi giocare alla schedina direi una partita da tripla, però cercheremo in tutti i modi di fare un risultato positivo. E chiudiamo adesso con il girone D. Conferma in vetta per quanto riguarda il Priolo FC, anche se l'Akragas SLP non molla. Ma guardiamo i risultati di domenica. Akragas SLP batte Pro Ragusa 2-0, Giminica Scordia batte Atletico Megara 4-1, Città di Canicattini batte Gela 3-0, suonante vittoria del Noto Calcio 5-0 contro la Sommatinese Calcio, 4-0 del Priolo FC contro il Frigintini, Calat batte Santa Croce Soccer 2-1, Serra di Falco batte Scicli 3-1. E guardiamola questa classifica dove troviamo ancora in testa il Priolo FC, al primo posto con 40 punti, 35 Akragas SLP, con 26 Santa Croce Soccer e Giminica Scordia, 24 punti Pro Ragusa con 23 Città di Canicattini, 20 punti Noto Calcio con 18 il Calat, 16 punti per il terzetto Serra di Falco, Sommatinese Calcio ed Atletico Megara, con 9 Scicli, 7 punti Frigintini, 2 punti per il Gela. Al Biazzo di Ragusa si apre ufficialmente il nuovo anno, il girone di ritorno del campionato di promozione. Di fronte la Pro Ragusa e l'Akragas di Sebbi Catania, chiamata a rilanciarsi in classifica. I biancazzurri agrigentini iniziano il 2026 con l'obiettivo di riprendere la corsa alla vetta, rallentata dallo scontro diretto perso sul campo del Priolo nell'ultima gara del 2025. Un passo falso che ha imposto una riflessione ma che non ha scalfito le ambizioni di squadra, assolutamente in grado di restare nelle zone nobili della classifica del girone. Di tutt'altro umore la Pro Ragusa, quarta forza del girone D, che ha salutato l'anno solare con un roboante 6-0 rifilato alla Vigor Gela. Formazione dell'Akragas per affrontare questa sfida: Manna, Cipolla, Fragapane, Noto, Vizzini, Camilleri, King, Scribani, Uniemi, Te Lopez e Tripoli. Siamo pronti allora a raccontarvi del film del primo tempo al 16esimo, la prima chance Codra per Guastella, che in mezzo a un paio di avversari riesce a trovare l'assist per Drago, va a calciare Superman, va a dire di no, deve subito distendersi e distinguersi l'estremo difensore dell'Akragas quando al 22esimo lancia in profondità per Te Lopez che cerca il pallonetto, para in due tempi Cavone. Al 28esimo grane per l'Akragas, cambio forzato con Marchica e va a rilevare sul terreno di gioco Camilleri. Al 38esimo poi il calcio d'angolo dalla destra di Uniemi per lo stacco imperioso di King che fa 1-0, si sblocca così il risultato. Clamorosa l'elevazione in questo caso di King a centro area, non lo può prendere nessuno, e 0-1 adesso al 40esimo, ancora un'occasione per l'Akragas che potrebbe già
già raddoppiare nel corso del primo tempo, rimessa laterale per Ten Lopez che la controlla, va ad accentrarsi, va anche a calciare, respinge il portiere Cavone, finisce il primo tempo al Biazzo di Ragusa. Fino a questo momento l'Agragas si fa preferire ai padroni di casa della Pro Ragusa grazie al gol realizzato al 38esimo da King. Partiamo con il film della ripresa al 50esimo, apertura a sinistra per Nucri, attacca infatti la Pro Ragusa, il controllo, il pallone dentro su Scerra che di testa manda in bocca a manna. 51esimo, prima occasione della ripresa per l'Agragas, Tripoli passa sulla destra, entra in area di rigore, va a calciare, c'è la respinta con i piedi da parte di Cavone che si rifugia in calcio d'angolo al 59esimo. Pro Ragusa, traversone dalla sinistra, ancora Scerra in area di rigore che cerca la correzione, il tentativo però si perde sul fondo. Al 61esimo, palla in profondità per Tripoli che riesce a scappare alla linea difensiva avversaria, si invola verso la porta davanti al portiere, cerca con questo pallonetto con un mezzo esterno, ma Cavone è molto bravo ad alzarla in calcio d'angolo. Minuto 62, entra Gambino per Tripoli, minuto 68, Ten Lopez in azione personale, parte da lontano, salta il diretto marcatore, entra in area di rigore, la conclusione viene messa nella propria porta da Runza. Arriva il raddoppio dell'Aragas che sembra certificare i 3 punti, i primi di questo 2026 per la formazione di Sebbi Catania. 74esimo, entra Dimora per Uniemi, poi all'83esimo Rizzo per Scribani, al 93esimo c'è anche spazio potenziale per il tris dell'Aragas, gran giocata da parte del neoentrato Rizzo che passa in mezzo a 2 avversari e mette il pallone giusto a disposizione di Gambino, ha il tempo di controllarla, di prendere la mira, ma incredibilmente cicca e manda fuori. Finisce così il match, l'Agragas torna alla vittoria, inizia bene il 2026. E prima di passare al rullo riguardante il campionato di prima categoria, guardiamo invece i risultati delle partite di andata della Coppa Italia del campionato di promozione. Penalty, il gioco si decide qui. Penalty, emozioni fino all'ultimo sì. Penalty, ogni istante è magia. Penalty, la vittoria è energia. Penalty. Infrasettimanale di Coppa Italia per il Santa Venerina. I rosso-giallo-blu ospitano il Belpasso, seconda in campionato all'andata degli ottavi di finale. Tanta lotta a centrocampo nelle prime batture del match. Costantino viene fermato da Zanella, poi Basile la lascia e Pisasale. Pisasale verticalizza a sinistra per Sinatra, posizione regolare. Sinatra guarda in mezzo verso De Leonardis, troppo lungo il suggerimento per il numero 9. Zanella accelera a sinistra, prende campo il numero 3, poi scambio con Sinatra che lo riserve sulla corsa. Ancora Zanella, lo scarico su Mongelli. Mongelli, il traversone sul secondo palo è lungo, lo raccoglie Fabrizio Scapellato. Il controllo del numero 8, Scapellato, il controcross per De Leonardis di testa, di poco a lato. Attaccano ancora i padroni di casa, rimessa di Lopez per Pisasale. In mezzo ai 2 avversari, ancora Lopez. Il cross di prima intenzione verso Mongelli che cade in aria. Contrasto con Viaggio e fallo dell'attaccante per il direttore di gara. Proteste in casa Santa Venerina per questo contatto Mongelli-Viaggio. Sembrava aver preso posizione il numero 99. 31esimo, corner di Basile. In mezzo per Pisasale che stacca tutto solo ma colpisce male. Zanella continua ad imperversare sull'automancino. Qui grande palla per Sinatra che entra in aria. Sinatra punta Mascali. Sinatra alla piazza. Grande risposta di Paterniti. Calì mette in movimento sulla destra Fabrizio Scapellato. Scapellato alza la testa, prova il cambio di gioco nella zona di De Leonardis. Spizzica il pallone Mascali, ancora De Leonardis che recupera. Prova ad accentrarsi. De Leonardis una finta, calcia dal limite. In 2 tempi Paterniti. È sempre il Santa Venerina a fare la partita. Pisasale punta Sapere, lo salta, lo lascia sul posto e accelera. Pisasale, scambio con Mongelli, troppo corto l'1-2. Interviene Strano, poi un rimpallo, favorisce ancora Pisasale che entra in aria ma spreca tutto. Pisasale fa salire Lopez sulla destra. Lopez si prende tutta la fascia, attacca Sapere, ancora Lopez. La sterzata, uno sguardo al centro, il cross sul secondo palo per Mongelli, troppo alto di un soffio. Finale del primo tempo, Basile mette in movimento Scapellato che lancia nella zona di Mongelli, la sponda per Lopez, Lopez sul dischetto del rigore, fermato, non c'è fallo per l'arbitro, si prosegue, Mongelli per Sinatra, prova a girarsi, Sinatra e Mancino, fuori di poco. Proteste vibranti di Lopez e del Santa Venerina, volevano il calcio di rigore,
per questo contatto tra Strano e Lopez. Anche qui l'arbitro ha lasciato proseguire. Il Belpasso comincia meglio la ripresa. Mascali riceve da Tomarchio, poi va al lancio nella zona di Marino, la torre per Costantino. Costantino alza un campanile, la palla è preda di Maniscalco che la perde, arriva Marino ma c'è fallo di Marino ai danni di Maniscalco. Anche qui proteste del Belpasso e forse anche posizione comunque di fuorigioco di Marino al momento del tocco di Costantino. Cambia riferimento offensivo mister Calvaruso, fuori Mongelli, dentro Carbonaro. Minuto 56, Sant'Onofrio prolunga per Marino, duella in velocità con Lopez, 1 contro 1 di Marino che entra in aria, contrasto con Lopez e calcio di rigore per il Belpasso. Contatto leggero Lopez-Marino, meritevole del dischetto. Dagli 11 metri va Marino che spiazza Maniscalco e porta in vantaggio il Belpasso, che vola sull'1-0. Reazione immediata dei padroni di casa. Sinatra spinge a sinistra, guarda al centro, cross sul secondo palo per De Leonardis di testa, contrasto con Paterniti, poi allontana Mascali. Calì prolunga per Zanella, lo trova completamente libero sulla tre quarti, può spingere Zanella, allarga a sinistra per Sinatra. Sinatra va all'1 contro 1, una finta, Sinatra calcia in porta, testa di Mascali, poi rimpallo sfavorevole a De Leonardis. Prosegue la caccia al pareggio, Scapellato resiste una carica, poi cerca De Leonardis, prova a girarsi il numero 9, De Leonardis riapre per Pisasale. Pisasale accelera, lascia sul posto Strano, il traversone per lo stacco di Carbonaro, alto sopra la traversa. Secondo cambio per mister Calvaruso, fuori Pisasale, dentro Vittorio. Calcio d'angolo di Sinatra, cerca la battuta sul secondo palo verso Calì, tutto solo di testa, controlla Tomarchio, la palla esce. Scocca il 90esimo, Basile batte rapidamente un piazzato per Scapellato, in verticale per Sinatra, Sinatra in diagonale, salvo Sinatra, all'ultimo respiro, il Santa Venerina agguanta il pareggio, 14 stagionali per il numero 10, seconda in Coppa Italia, 1-1. Adesso caccia a colpaccio nel recupero, rimessa di Lopez, lunga all'interno dell'area, tacco di De Leonardis, la palla bassa, spampinato il tiro cross, non ci può arrivare Carbonaro. Una rete nel finale di Sinatra permette al Santa Venerina di evitare quella che sarebbe stata una sconfitta immeritata per quanto visto nell'arco dei 90 minuti. Ancora una volta la squadra di Calvaruso ha dimostrato di non mollare mai e di non abbattersi nelle difficoltà, tenendo apertissimo il discorso qualificazione ai quarti di finale, che si deciderà dunque nel match di ritorno del 21 gennaio. Adesso testa subito al campionato per i rosso-giallo-blu, che saranno attesi da una trasferta difficile sul campo del Valdinisi, quinta in classifica, e che fin qui ha perso solo una partita tra le mura amiche. E chiudiamo adesso la nostra trasmissione con i risultati, le classifiche e le immagini del campionato di prima categoria.
Come prima, ancora più di prima, il San Pietro vola a suon di reti, ne fa 4 al San Gregorio, gira la boa vincendo un altro scontro diretto d'alta classifica, rimane lassù in vetta e conferma il +3 rispetto al secondo posto nel gruppo E di prima categoria. Occhio anche alla Coppa, una settimana fa 1-1 in casa con l'Azzurra Francofonte e discorso aperto per la qualificazione in vista del ritorno di mercoledì 14 che metterà in palio i quarti del Memorial Lentini. Ma intanto, ultimo arrivo dal mercato, altra operazione di spessore del DS Peppe Bruno, Antonio Laspina ex Belpasso. E a proposito di attacco, out ancora Moschitta per squalifica. Per avere ragione del San Gregorio servono 2 minuti. Il primo gol dell'anno 26 è di febbraio, primo per lui in rosso-verde. A vestire i panni di suggeritore e Di Benedetto la lettura della traiettoria e lo scatto. Si commentano da soli. 1-0 San Pietro che in 120 secondi ha già messo le cose in chiaro. La reazione dei gialloblu è affidata all'ex Valenti, questo l'unico rischio corso dalla capolista che poi va al controllo con Mistretta su punizione di Sorbello. Alla mezz'ora di nuovo San Pietro in avanti, Palmeri per Torre, seconda palla di Serrano che si libera di 2 avversari. Dal fondo cross per Laspina che manca il bersaglio. Antipasso del raddoppio, 20 secondi di possesso puro dell'11 di Alessandro Tirendi, Carbone per Neri, indietro Celi e Grasso. Di ritorno la palla a Neri che appoggia sulla spina, filtro in direzione di Serrano, 7 palle toccate per 6 protagonisti. In questa manovra c'è gran parte del primato con 2 arrivati di recente, primato costruito in 12 giornate. Per Serrano, già in gol in Coppa di recente, è il terzo sigillo in campionato, quinto complessivo dell'anno. Siamo al 45esimo, a cavallo dei 2 tempi, ecco un'altra perla di giornata. Torre per Palmeri che si disimpegna a sinistra, lancio respinto corto dagli ospiti, Laspina raccoglie, mette in rete e anche lui sale sul banco dei marcatori. Tra l'altro nuovi di Zecca in casa San Pietro per il punto del 3-0 al minuto 4. Un gol lo aveva realizzato in promozione qualche mese fa, adesso contribuisce al rinforzo del primo posto del San Pietro. Del San Gregorio invece questo affondo di Valenti su cui Torre interviene tempestivamente salvando il calcio d'angolo. A proposito, rossoverdi sempre primi come difesa meno battuta, 7 al passivo del girone E. Terzi in tutta la Sicilia dietro a Furci, Fada e insieme a Sferacavallo e Melas. Tanto per snocciolare qualche numero, la conferma questo presidio di Grasso e di Benedetto nella mischia. La partita prosegue con 2 tiri alti dei padroni di casa di Palmeri e Neri, mentre in campo ci sono Cariotti e San Gregorio. Qui in cronaca, dopo i protagonisti di cui prima, più Febbraio che non aggancia tu per tu con un altro ex Agosta. Altri neoentrati per un finale di pura accademia, Lander, Pierluigi Fazio e Ottavio Spadaro, autore di questo assist per un destro calibrato a sfiorare il montante di Serrano. E Sapienza che da angolo ispira Neri, svincolato nel traffico, alla fine impegna Agosta da distanza ravvicinata. L'azione prosegue con Cariotti che apre su Sapienza, cross respinto, alla fine Carbone calcia al lato da fuori. L'infioccata alla partita al 91esimo. Edu Sapienza palleggia e delizia la platea da fuori con un destro imprendibile al 7. Per lui è il secondo gol stagionale e che gol, quello del 4-0 definitivo. Prossima tappa, seconda di ritorno a Gira. Con un San Pietro così c'è solo da essere felici ed entusiasti. Classifiche sempre più incerte nei 6 gironi del campionato di prima categoria. Vedremo quello che succederà nelle prossime settimane. Noi per quel che ci riguarda ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 15:30 come al solito per parlare di Serie D e di eccellenza, mentre per tornare di nuovo a parlare del campionato di promozione vi aspetto giovedì prossimo alle 21 sempre qui sul canale 19 di TVM Palermo.